Mercoledì 5 agosto, San Cassiano Vescovo. È il 217° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 148 al termine. Il sole sorge alle 5.59, tramonta alle 20.33, la luna si leva alle 23.26, tramonta alle 13.38. Non ricevendo rinforzi, per evitare un massacro, Marcantonio Bragadin, comandante delle truppe veneziane nell'assediata Nicosia, capitale di Cipro, consegna le chiavi della città a Lala Mustafa Pascià. Già dal 2 agosto aveva ottenuto che i soldati veneziani, assieme alle donne e ai bambini, potessero imbarcarsi sulle navi. Pur avendo ottenuto un salvacondotto, quando si presenta il nemico, il Bragadin viene afferrato e legato con i suoi compagni, cominciando così un vergognoso voltafaccia. Al Bragadin vengono tagliate le orecchie e vengono fatti sbarcare tutti i veneziani dalle navi ancorate in rada. I bambini e le donne vengono venduti come schiavi e i soldati incatenati ai remi delle galere. Il 15 agosto avverrà invece il martirio del povero Bragadin. Le previsioni per domani: cielo dapprima sereno pressoché ovunque, poi in montagna da poco parzialmente nuvoloso e in pianura da sereno a poco nuvoloso, ma con addensamenti più significativi verso l'interno. Alcuni rovesci temporali probabili dal pomeriggio in montagna, poi possibili localmente anche sulle zone interne della pianura. Per le temperature minime attese contenute variazioni di carattere locale, temperature massime in contenuto aumento sulle zone pianeggianti, stazionarie o in locali leggera diminuzione su quelle montane.